benvenuti, oggi è lunedì 14 agosto 2023. Il sole sorge alle 6.15 e tramonta alle 19.54. La luna sorge alle 21.43 e cala alle 8.43. Oggi la Chiesa celebra San Massimiliano. Massimiliano è un nome di origine latina e vuol dire figlio di Massimilio, che a sua volta significa discendente di Massimo, ma c'è chi ritiene che Massimiliano si formi dall'unione di due nomi, Massimo ed Emiliano, ovvero il maggiore rivale. Il suo numero fortunato è il 2, il colore è l'arancio, la pietra è il topazio e il metallo il rame. La salsa più apprezzata e amata al mondo dai bambini è comunemente associata alle patatine fritte. Tuttavia, il ketchup ha una caratteristica straordinaria. Stimola tutte le papille gustative grazie alla sua composizione unica. Infatti il ketchup è in grado di soddisfare tutti i nostri gusti. È acido, dolce, amaro e salato contemporaneamente. Buon compleanno all'attore romano Raoul Bova, che oggi compie 52 anni. Nel 1991 inizia la sua carriera televisiva come aiutante del programma televisivo Scommettiamo chi è. Il primo ruolo da protagonista lo ottiene nel film di Carlo Vanzina, Piccolo grande amore. Lo ricordiamo anche in Immaturi e La finestra di fronte. Auguri a Giorgio Chiellini per i suoi 39 anni. Il difensore pisano dal 2005 al 2022 ha giocato nella Juventus, diventandone capitano e bandiera. 2 anni fa è stato protagonista della vittoria azzurra agli europei. Sono invece 78 gli anni per Wim Wenders, regista tedesco che ha diretto Il cielo sopra Berlino, Lisbon Story e Paris, Texas, Palma d'Oro a Cannes nel 1984. Negli ultimi anni ha scelto la strada dei documentari, girandone anche uno su Papa Francesco. Ancora oggi ci si domanda come sia potuta accadere una simile tragedia. Sono le 11.36 del 14 agosto 2018. Durante un nubifragio crolla una porzione di circa 200 metri del viadotto Polcevera, meglio noto a Genova come Ponte Morandi, dal nome dell'ingegnere che lo ha creato negli anni 60. Un tassello strategico per la circolazione e l'economia della città. I morti sono 43, quasi 600 persone vengono evacuate dalle case sottostanti. In media, un gatto domestico vive 16 anni, ma il più anziano di sempre di cui si abbiano notizie ha raggiunto addirittura i 32 anni. Si chiamava Rubble ed era inglese. Sta per iniziare l'oroscopo di Marco Amato. Mi raccomando, non perdetevelo. Buongiorno ai 12 e buon inizio settimana. In questa calda settimana centrale di agosto, ecco una stupenda luna in Cancro come farà vibrare i segni zodiacali. Andiamo a vedere. Ariete, la luna in giornata vi fa il favore di spostarsi in Leone, seppure lunedì non inizierà granché bene. La serata è assolutamente sorprendente e passionale perché la luna si congiunge a Venere e al Sole in un bellissimo trigono che vi infiamma di passione. Toro, la giornata di oggi ha una buona mattinata, ma in serata si complica un po', forse perché tutta una serie di alterchi e o progetti di viaggio o di spostamento con il partner potrebbero essere veramente molto difficoltosi dati gli impegni dell'uno e dell'altro. Gemelli, giornata veramente molto interessante oggi, visto che il pomeriggio vi inaugura una spinta sociale decisamente vincente e vittoriosa. Divertenti e brillanti vi getterete tra le braccia della mondanità. Flirt in vista. Cancro, la luna oggi vi saluta e dai vostri gradi vi augura una stupenda serata fatta di affetto e di famiglia. Leone, la luna oggi a metà giornata entra nei vostri gradi e vi scalda un po' il cuore e vi mette nelle condizioni di amare un po' di più con il partner benissimo o un ricongiungimento di persone lontane. Vergine, la luna oggi va nella vostra 12ª casa, accendendo in voi delle emozioni e agitando a volte forse un po' delle insicurezze. Forse volete piacere a qualcuno, forza mettetevi in gioco e non fatevi troppi dubbi.
positivi. Bilancia, la giornata oggi presuppone un inizio settimana un po' caotico e anche di una pianificazione strategica, anche in piena vacanza agostiana, ma la serata è in serbo delle divertenti occasioni di flirt, anche se qualcosa dal passato, per caso, si ripresenta davanti a voi. Scorpione, la luna in mattinata vi raccomanda di non essere troppo tesi, forse perché oggi tutta una serie di aspettative e di relazioni mondane e sociali probabilmente possono riservare qualche variante con i nervi saldi e soprattutto non nutrite aspettative che potrebbero essere deluse. Sagittario, ottima la serata oggi in cui vi ributtate nel sociale, nell'amicale e in mezzo di nuovo a tanta gente, di nuovo in pista, insomma, pronti ad amare ed essere passionali, pizzicanti e seduttivi. Capricorno, la luna oggi smette di farvi dispetti, ciò non di meno tutta una serie di suggestioni e di protervie a volte che vi caratterizzano saranno la dominante di questa settimana che si inaugura con un voglio, l'erba voglio. Acquario, la giornata oggi da metà pomeriggio si complica e la luna in leone vi mette davanti alla possibilità di scegliere se accettare un invito o meno. Sono proprio luna, Venere e Sole che vi tirano fuori da una situazione inaspettatamente complicata, eppure con risvolti incredibilmente piacevoli. Dai, lasciatevi andare. Pesci, la giornata oggi con la luna che vi saluta vi raccomanda di pensare un po' a voi stessi e prima di buttarvi nella mischia o di fare tutto in funzione del partner, oggi rifletterete un po' su quanto siete disposti a dare e quanto disposti a tutelare voi stessi. Sei un videomaker? Hai sempre sognato di vedere il tuo lavoro in TV? Beh, Antenna Sicilia sta preparando un contest, ragazzi, imperdibile per tutti gli appassionati di documentari video. Invia i cortometraggi o video che hai creato alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. Mi raccomando, non lasciarti scappare questa opportunità. Nel cuore della seconda rivoluzione industriale, a Parigi, un'invenzione che oggi diamo per scontata sta per vedere la luce. 7 anni dopo la presentazione della prima automobile con motore a scoppio, la città si trova ad affrontare il problema della crescente circolazione dei veicoli. Fu così che il 14 agosto del 1893 venne introdotta l'obbligatoria targa di riconoscimento per tutte le vetture pubbliche. Questa innovativa placca in metallo con numeri bianchi su sfondo nero divenne la carta d'identità di ogni veicolo. Sentirselo dire è un incubo per gli studenti. Sei andato fuori tema. Ma come si dice in inglese? Beh, l'espressione corretta è off topic. Significa proprio andare fuori strada e finire a discutere di argomenti che non c'entrano niente con il tema principale. Mi raccomando, non perdere neanche una puntata. Iscriviti a Sicilia Play, il nostro canale YouTube. Si chiamava Marta prima di diventare Sibilla Aleramo e di finire ritratta sulle monete da 20 centesimi di lire. Scrittrice, giornalista, con la follia convissuta dall'infanzia. Assiste al tentato suicidio di sua madre che si gettò dal balcone di casa. Poi la violenza sessuale a 15 anni da parte di un collega che fu costretta a sposare e per finire, quando nacque uno dei figli, tentò il suicidio. Per svoltare decise di trasferirsi a Roma dedicandosi alla scrittura. Legge gli scritti di Dino Campana, il poeta che tutti conoscevano come El Mat. La relazione, tanto appassionata quanto distruttiva, li logora. Lui finirà i suoi giorni in manicomio. Lei continuerà per tutta la vita a cercare di dare un senso alla sua irrequietezza. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico. Divertitevi oggi a mare, ma stasera ricordatevi di lasciare le spiagge pulite. Un abbraccio dalla vostra Naomi.